Cari amici, ben ritrovati, si ritorna a Tovena, festa patronale di San Simone Giuda e siamo in compagnia del nostro carissimo amico Sandro Galeazzi, che è il vicepresidente della Proloco. Ben ritrovato Sandro, è un piacere rivederti. Si riparte alla grande dopo l'anno scorso che era un po' titubante. 2 anni di pandemia, ricominciamo e mi sembra che è partita molto bene la festa e quindi stamattina abbiamo fatto la passeggiata del Mar di Working e ci sono tutti i piatti tipici, la trippa, il bracciole, il churrasco, tagliata, c'è un po' di tutto. Ho visto anche un bellissimo mercatino enogastronomico. Esatto, e anche articoli qua come una volta, tutti artigiani, tutti mestieri vecchi, e quindi speriamo bene che continui così. E infatti abbiamo visto dalle immagini che passano in sovraimpressione tantissima gente che sta pranzando con i vostri tipici piatti, quindi adesso ti lasciamo 2 secondi davanti alle telecamere, invita tutti i telespettatori a venirvi a trovare e a degustare questi piatti. Esatto. Allora speriamo che tutto continui come è partita e invitiamo tutti a mangiare e alla festa che anche la prossima settimana continua fino al 31 di ottobre e vi auguro buone feste, che venite a mangiare qua insieme a noi. Penso proprio di sì, grazie intanto. Umpli nazionale è composto da 6.200 prolocui, io porto il saluto del presidente nazionale Antonino Laspina, delle 6.200 prolocui ci sono in Italia, di Giovanni Folador che è il presidente regionale Umpli Veneto e delle proloco della provincia di Treviso. È una grande soddisfazione per me oggi essere qua per una richiesta che ha fatto la Proloco di Tovena per essere accreditata sagra di qualità. È un progetto che noi come Umpli Nazionale portiamo avanti ormai dal 2016, purtroppo la pandemia ci ha stoppato per 2 anni, ma vedo che la voglia di esserci, la voglia di promuoversi, la voglia di socialità c'è e quindi un grazie va alla Proloco di Tovena, al suo presidente, alla Michela, la segretaria, per quello che loro hanno voluto mettere in piedi e per quello che vogliono promuovere per il territorio, per questo riconoscimento importante che è sagra di qualità. Sagra di qualità vuol dire entrare in una rete nazionale dove l'Umpli Nazionale si impegna a promuovere a livello internazionale, quindi vuol dire a livello mondiale, quelle che sono le Proloco che saranno accreditate sagra di qualità, e qua l'augurio che Proloco di Tovena rientri tra queste proprio per essere promotrice di quelli che sono i prodotti tipici e il territorio, cosa che difficilmente diventa possibile nella realtà oggi mediatica dove la fanno alla grande quelli che sono i lobbisti, quelli che promuovono prodotti di cui non conosciamo l'origine interna del prodotto stesso. Sandro, un'ultima cosa, mi dicevi prima di iniziare l'intervista un enorme grazie a tutti i volontari e agli sponsor e all'amministrazione comunale. Esatto. Un grazie a tutti quanti, a tutti i collaboratori, a tutti i giovani che ci sono venuti a trovare e a tutta l'amministrazione comunale e grazie a tutti e ai sponsor specialmente che ci danno un aiuto che ci va molto bene. Noi ti ringraziamo anche di averci invitato quest'anno, adesso andiamo a degustare un buon piatto di trippa. D'accordo, vieni che ti offro le trippe e un bicchiere di birra o vino. Dai, grazie.
Ciao.